una piacevole tradizione fare festa a San Martino in distilleria, tra antichi alambicchi e gagliarine, incastonato tra i vigneti di Conegliano e di Pordenone, in una terra assai ricca di tradizioni e di passioni vitivinicole che si tramandano di padre in figlio e dove la Bonaventura maschio da un secolo e da 5 generazioni è presente. Una tradizione che il gran patron della distilleria Italo Maschio promuove ogni anno all'interno dell'azienda trevigiana, leader nelle produzioni di grappi e distillati di pregio, tra cui la famosa Prime Uve. In questo contesto San Martino è anche diventato un momento di incontro, oltre ad essere un appuntamento irrinunciabile legato agli antichi riti del mondo contadino. Tanti anni nell'azienda, qual è il segreto? Guardare indietro e poi soprattutto avere la voglia di innovare in avanti. Guardare indietro vuol dire la tradizione che io mi sono trovato dentro di me per la vita che ho fatto con mio padre e con il mio nonno e soprattutto la possibilità di aver lavorato qualunque materia prima nell'ambito della distillazione. Il guardare avanti invece è quello che ognuno vorrebbe, lasciare qualche cosa col tuo nome nell'ambito del periodo in cui tu hai avuto le responsabilità di guida. Una generazione che adesso passa ai figli Andrea ed Anna, che saranno loro le colonne della Bonaventura Maschio. Ci sono tutte le premesse perché ciò avvenga bene, la gradualità con cui loro sono entrati, la grande passione, forse quella di mio papà, e sono riuscito a trasmetterla anch'io a loro, la grande passione e il desiderio di fare cose nuove ma compatibili con il prodotto. Una passione, quella dei distillati, che Italo Maschio ha saputo trasmettere ai 2 figli, Anna e Andrea, che seguono le orme del padre nella conduzione dell'azienda di Gagliarine. Parlavamo dei figli Andrea ed Anna e li abbiamo qui. Cominciamo per rispetto al femminile. Anna segue il mercato estero, soprattutto l'evoluzione del marchio nei mercati, magari quelli più difficili oggi. Beh, i mercati esteri sono indubbiamente dei mercati in cui la cultura della distillazione italiana è ancora molto poco diffusa rispetto forse ad altri tipi di distillazione. Sono mercati di nicchia, ma sono mercati in cui la ristorazione del nostro paese, quella diciamo di orientamento italiano, ci aiuta molto e è fondamentale per veicolare appunto tutti quelli che sono i messaggi riguardo all'enologia e alla distillazione italiana e ai prodotti tipici nostri. Quindi sì, sono mercati difficili, sono mercati di forse più di rappresentanza che non di rilevanza commerciale, però sono importantissimi. Sentiamo Andrea, parliamo di sinergia e innovazione, sono diciamo, le leve che muovono il futuro. Ma sicuramente sì, proprio il fatto di cercare di innovare nel modo di comunicare, innovare nel modo di proporsi con abbinamenti, con prodotti nuovi e cercare di creare dell'interesse e delle idee in realtà molto, molto vivaci, molto creative. Ecco, voi avete ereditato un marchio storico, il padre l'aveva ereditato dal padre, quindi siete la generazione susseguente, quelle che dovete avere quindi la quinta generazione e quindi dovete trovare sempre delle formule nuove. Le formule nuove si trovano, come diceva adesso Andrea, possono essere formule nuove a livello di scenari in cui di consumo del prodotto, ma possono essere formule nuove, bisogna, anzi è obbligatorio mantenersi sempre aggiornati per quello che riguarda le forme di comunicazione di quello che si fa, perché fare un bel lavoro in azienda è importante, è fondamentale, ma poi altrettanto fondamentale è essere in grado di spiegarlo all'esterno, quello che si è fatto e come si è fatto e anche su questo le comunicazioni ormai hanno avuto negli ultimi anni un'evoluzione incredibile, forse che era difficilmente anche pronosticabile fino a un po' di tempo fa. Parlando di nuove generazioni non possiamo fare una domanda, ma le nuove generazioni continuano a usare la grappa? Ma sì, ma per fortuna sì, si continua e i superalcolici comunque fanno parte della nostra cultura. Chiaro che ci sono dei superalcolici che possono piacere di più rispetto al passato, ma in questo tutti noi distillatori stiamo creando delle cose, ci stiamo impegnando per avere distillati sempre più, diciamo, aperti verso il pubblico, profumati o interessanti comunque, con delle cose da dire. Cosa possiamo aggiungere per
catturare di più l'attenzione verso questi distillati prime uve? Bevete poco e bevete cose buone. Assolutamente d'accordo e divertitevi quando le assaggiate. Festa di San Martino, vissuta nell'antica distilleria di Gagliarine e che ha coinvolto i media guidati da Lino Strambi, portavoce ufficiale dell'appuntamento novembrino, con lo scopo di trasformare l'uva passita in bacca rossa in incrocio Manzoni 13025, un originale incrocio tra il fiore di Raboso e il polline del Moscato d'Amburgo che Luigi Manzoni, vissuto tra la fine dell'Ottocento e il Novecento a Conegliano, ha saputo legare con il suo nome le moltissime sperimentazioni effettuate in campo vitivinicolo. Incrocio Manzoni che dopo la distillazione sottovuoto a bassa temperatura è diventata una originalissima acquavite d'uva da sapore armonico ed equilibrato, ma ricca di profumo che ricorda i piccoli frutti di bosco e la marasca selvatica, assaporata dai presenti appena uscita dal distillatore. Un San Martino speciale tra gli alambicchi con l'incrocio Manzoni 13025 per un'acquavite appena distillata. Sì, appena distillata. Vedete, da questo lambicco l'incrocio Manzoni messo dentro ha mandato fuori, grazie al calore, la componente alcolica, noi l'abbiamo presa. Da questo lambicco andremo avanti almeno un'ora, un'ora e mezza e ogni momento di uscita del prodotto è diverso. All'inizio ha una determinata caratteristica aromatica, poi cambia un pochettino fino alla fine. Noi dobbiamo poi unificare tutto ciò che è uscito in quest'ora e mezza e farne il prodotto che assaggeremo al termine. Possiamo già fare un assaggio? Sì, l'assaggio sì, ho già sentito e c'è quella componente di Moscato d'Amburgo che nasce dal connubio con il Raboso del Piave, che è immediata, la senti subito, è molto piacevole. Bere poco, un goccettino già è sufficiente per sentire al palato cosa emerge da questa meraviglia di prodotto. E prima però la degustazione olfattiva, cioè col naso senti, e la degustazione ti consente di sentire immediatamente cos'è che merita di essere valorizzato poi nella degustazione. Renato Malamà è giornalista del Mattino di Padova. Un giudizio su questa acquavite appena distillata? Direi che, come diceva prima Italo Maschio, è davvero una chicca, perché ricavare un distillato con questa intensità di profumi da delle uve che poi nobili non sono, perché sia il Raboso, vino che veniva utilizzato fino a poco tempo fa per il taglio, per dar colore, e il Moscato d'Amburgo, sì, effettivamente non sono annoverabili fra le uve importanti, e l'abilità del distillatore è proprio quella di avere creato questo connubio. Secondo me come profumi ci siamo, davvero molto, molto gradevole. Passione per la distillazione, vissuta in prima persona da Italo Maschio, ma anche dal figlio Andrea nell'originale museo di casa, un fondaco che in anni e anni di certosina ricerca ora custodisce i pregiati reperti che fanno la storia della distillazione. Festa di San Martino che nel rispetto della tradizione si è conclusa con un piacevole conviviale tra amici anche per onorare una distillazione davvero speciale e chiudere in bellezza con prime uve oro, Bonaventura Maschio naturalmente.